ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Brescia in tavola, ben trovati, ciao, buongiorno Federica. Ciao, buongiorno a tutti. A tout le monde. A tout le monde. A tout le monde. Allora, amici e amiche, oggi ocio perché vi raccontiamo di nuovo il pesce, merluzzo. Un secondo sfiziosissimo. Il merluzzo in umido, anche questo però semplice e dai costi contenuti, vero? Contenuti, sempre contenuti, ma molto molto sfiziosi. Che cosa serve? Ammazza, dai, via. Serve allora. il merluzzo, poi serve la cipolla, il latte, un bicchierino di latte, poi pomodoro, una passata, sì. E della farina. Esatto, perché Noter San Biondré con la nostra pignatina, sì, la nostra sigolina. Sì. Dove fa la rosolà? Sì. La sigola, andate a infarinare le nostre fittine di merluzzo. Le infariniamo con la nostra bella farina bianca, le mettiamo in banda. Bene. Una volta che la nostra sigola è un po' nato con l'olio, metto dentro il nostro merluzzo, che da chiudere 10 minimi, o per tanto. Ma magari anche qualche strisciolina di prosciutto cotto, così. Te certo, metti di troppo una sceppola insieme, ma secondo te? Vabbè, effettivamente. Una che? Una sceppola, metti di troppo una sceppola. Una scettola, una citulina ragazza, no? Sceppolo, mio scetto, sceppolo. No, no, la sceppola te che sei? Non lo so. Non lo so. Non lo sa. La maestra di scuola primaria bella e giovane, Federica, e la scepolo. Che caspita è sto scepolo? Non so, potrebbe essere un pezzo di legno da buttare nel fuoco. I miei genitori hanno il fuoco e la nonna, quando dovevamo buttare il pezzo di legno, diceva: passa nella scepolo. Ecco, davvero? Sì. E tu che eri ragazzina bimba, molto bene, però ho questo ricordo. lo prendevi e lo buttavi nel fuoco. Sì. E ancora oggi a casa dei genitori. Sì, lo fa il nonno con i nipoti. Lo fa, sì, qua a maggio, giugno, il caminetto, ora lo useremo più avanti. Adesso no, in inverno, in pieno inverno. Caro Alberto, la scepolo. La scepolo... Aspetta. La scipulina che era lì, no, guarda che non cadono nei tuoi tranelli, Carlo. La scepola mi ricorda qualcosa riguardo al camino, al caminetto. Forse è quelle cose tipo quei legnetti che c'erano dentro nel camino che scoppiettavano, ecco. Quello fanno, la sala, scepola, il pezzo di legno, quindi. Sì, un pezzetto di legno. Tu hai il caminetto? Io no, ce l'avevo a casa dei miei. Prima di sposarmi i miei ce l'avevamo. Tu avresti voluto mettere il caminetto pure in casa tua, ma tua moglie? In realtà è il contrario. Lei l'avrebbe voluto, ma io avevo paura che si incendiasse la casa perché non sono mai stato portato per quelle cose, quindi meglio stare con la casa intatta. Vabbè, meglio riscaldamento a pavimento, ma... Esatto, meglio quello, sicuro. Grazie, ciao! Che vedi che la maestra la sai io? Lei che è una maestra e te che sei un professore? Ma lei è maestra. Lo sai è mio. Le maestre tutto sanno. Dai la ferro. Allora andiamo avanti con la nostra ricetta. Che è sto scepolo? La scepolo è un pezzo di legna, un po' di legna da mettere nello stio per far l'user, certo. Sapere, bene. Ciao, niente, la so sta. Andiamo avanti con la nostra... Ok, mi ricordo, sì, benissimo. Andiamo avanti con la ricetta. Quindi che con farinum e il nostro merluzzo e il forno rosolà e dell'olio da chiede là per 10 minuti circa. Mettiamo il latte e il fumo densa appena il mio fa il buer a fiamma basso. Quando è bella densata, mettiamo dentro il nostro pomodoro e finendo da chiusa eravamo sì con 10 minuti al massimo, il salome ovviamente a piacere e via. E questa è nata un'altra ricetta finita. Avete visto quante belle idee che vi suggeriamo? E vediamo perché grazie tutto questo alla trattoria Villa Glori, la nostra Patrizia e la nostra Monia. Trattoria Villa Glori a Brescia. Grazie a voi, grazie a tutti. Vorrei ringraziare qualcun altro? No, la chiudiamo qua, arrivederci alla prossima. Ciao.